Allora provo a riprendere alcuni concetti che ho in qualche maniera già anticipato alla stampa. La prima questione che voglio porre è sulle modalità di questa conferenza stampa. È una conferenza stampa che è fatta in mezzo alla gente, per la gente, che è lo stile che io ho sempre avuto durante il mio mandato di sindaco. E poi parto da qui per dire che tutta la mia campagna elettorale sarà tutta improntata nell'ascoltare. Lo ha fatto la Moretti girando su tutti i comuni del Veneto, io nel portoghese cercherò di fare altrettanto, nel senso che c'è bisogno di ascoltare in tutti i luoghi dove ci trova la gente, dove si riunisce la gente, dove la gente ha i problemi da risolvere. E quindi la modalità di questa mattina non è altro che l'anticipo di quello che vorrò fare durante questi 2 mesi di campagna elettorale. L'altra questione che voglio anticipare è che non può esserci un consigliere regionale slegato dagli enti locali e non può esserci relazioni solamente quando c'è un problema. C'è un problema della sanità, allora il consigliere regionale incontra i sindaci, c'è un problema di rischio idrogeologico, allora il consigliere regionale ascolta i sindaci. No, c'è bisogno di riorganizzare le relazioni e fare in modo che ci siano degli incontri definiti per affrontare singoli problemi con tutti i sindaci del portoghese. Io mi impegno, così come mi sono impegnato da sindaco ad andare tutte le settimane a Lugnana, che è una frazione che dista 16 km, mi impegno ogni mese di incontrare i miei colleghi sindaci per assieme a loro definire noi la progettualità di questo territorio, non farci cadere le progettualità di questo territorio dalla Regione Veneto. Dobbiamo sostanzialmente avvicinare la Regione Veneto a questo territorio che è stato abbandonato per molti anni e che hanno preferito andare a mangiare la costa a Pramaggiore e non si è mai fatto vedere a Portogruaro che è centro di mandamento e ha bisogno di tutte quelle attenzioni che deve avere all'interno, in modo particolare, lo ripeto, della costituenda città metropolitana. Questa è una delle questioni fondamentali. Dicevo, c'è un problema di ascolto. Per governare bene bisogna ascoltare, la verità non ce l'ha in tasca nessuno. Io ho proposto 10 punti fondamentali, se volete adesso ne tocco 2 o 3 per focalizzare l'attenzione, che sono noti e che hanno coinvolto i miei cittadini. Il primo è quello della sanità. La sanità è il punto principale, basilare, che da consigliere regionale cercherò di portare avanti nella riorganizzazione, non quella che hanno proposto fino ad oggi, ma quella che deve essere, e che è quella che deve essere vicina ai cittadini e ai bisogni dei cittadini. Prima risolviamo i problemi sul territorio, con le RSA, con le medicine di gruppo, con l'ospedale di comunità, con il rapporto con i medici, poi si affronterà anche la struttura, sanitaria. Noi siamo per organizzare la struttura sanitaria su 2 sedi e ridurre il distacco che c'è tra il Sandonatese e il portoghese. Io credo che sia davanti a tutti il fatto che Portogruaro ha un ospedale e che il Sandonatese ha un ospedale privato che è Rizzola, ha la sede ospedaliera, ha l'ospedale di Jesolo, ha ospedali privati tipo quello di Monastier, quello di Motta, a pochi chilometri c'è l'ospedale di Treviso e poi c'è anche quello dell'Angelo. Noi siamo la parte orientale della provincia di Venezia e non può non avere quelle attenzioni necessarie per dare risposte ai nostri cittadini, se i nostri cittadini vanno in Friuli. L'altra questione che voglio porre sull'ospedale è che non si può dividere la programmazione. Il Veneto pensa a se stesso e il Friuli Venezia Giulia pensa a se stesso. Bisogna integrare, se non si integra, non si relaziona, non andiamo da nessuna parte. Ma questo non vale solo per la sanità, questo vale anche per il rischio idrogeologico. Come è pensabile, visto che i fiumi nascono a nord dalla montagna e quindi in Friuli, pensare di risolvere i problemi, per esempio, del rischio idraulico e delle spiagge senza avere collaborazione? Se non si fanno i bacini di laminazione in Friuli, evidentemente noi poi paghiamo in termini di rischio idrogeologico in questo territorio. Se non sistemiamo le fognature in Friuli, vuol dire che poi il problema ce lo troviamo nelle spiagge e noi abbiamo 2 spiagge importanti che è Bibbione e Cavo. L'altro tema collegato alle spiagge c'è il tema del turismo. Questo è un territorio che vive di turismo, ha 11 milioni di turisti e ha bisogno di essere affrontato il turismo non in termini di distretto ma in termini di sistema. Noi siamo alla Regione Veneto abituata, anche con la legge 11,
che ha appena modificato le leggi sul turismo, di ragionare in termini distrettuali. Allora il turismo non va affrontato in modo specialistico solo affrontando quei temi, va affrontato attraverso l'ambiente, attraverso le infrastrutture, attraverso la sanità. Lo sviluppo di questo territorio del turismo passa attraverso i servizi che la Regione Veneto mette sul territorio. Un turista oggi pretende di avere dei servizi, pretende di avere un ambiente sano, pretende di avere una facilità di accesso alle spiagge. Quindi questi sono 3 temi importanti. Poi il tema del lavoro. Oggi il tema del lavoro si affronta attraverso incentivazioni. I comuni non hanno poteri, ma la Regione ha potere. La Moretti ha posto tutta una serie di questioni di incentivazione, sia per le over 50, sia per i giovani, sia per le imprese, sia per le piccole imprese, che è il patrimonio della Regione Veneto. Le grandi imprese hanno un sistema, voglio dire, di relazioni, anche di promozione internazionale, che riescono a farlo per la dimensione di imprese. Le piccole imprese hanno bisogno di un sostegno molto forte. Poi c'è tutta la valorizzazione, per esempio, l'ho messo nei 10 punti, dei centri storici. Centri storici come quello di Portovaro, come quello di Concordia, come quello di Caore, non può non essere un volano turistico di economia, sia in termini occupazionali, sia in termini, voglio dire, di cultura e di valorizzazione della cultura. Ecco, questi sono alcuni dei temi che io vorrei in qualche maniera portare all'attenzione della Regione, sapendo che per ottenere questo bisogna non essere solo un buon amministratore, ma bisogna avere passione e crederci in quello che si fa. Quindi alla Regione non si va per alzare la mano, non si va per affrontare i documenti legislativi, si va a battere i pugni quando serve e si deve costringere la Regione a venire sul territorio, non solo su questo, ma anche su tutti i territori del Veneto. La Regione non è allocata in un contenitore e basta, deve essere vicino alla gente, deve fare come ho cercato di fare io mentre amministravo Portovaro e come cerco di fare con questo inizio di campagna elettorale.